Professore Tucciolino, una sua valutazione su questa nomina al Consiglio di tecnico scientifico e culturale e l'architettura contemporanea al Consiglio superiore dei beni culturali? È una bellissima occasione di rilancio per i beni culturali, ma anche per l'architettura e l'arte contemporanea, perché credo che si debba lavorare tanto su questo versante, soprattutto nel nostro paese, e si debba lavorare per la conservazione e la tutela senz'altro, ma soprattutto per la promozione dell'arte, dell'architettura, per fare in modo che tutto il patrimonio italiano venga valorizzato e venga portato alla luce della cultura corrente contemporanea, non siano trattate come delle occasioni da osservare, di cui gloriarsi, ma l'arte e l'architettura devono diventare veramente dei momenti di rigenerazione per il nostro paese, che poi possano portare avanti anche il volano dell'economia e della crescita culturale collegata. Quindi è un onore per me e bisogna lavorare tanto affinché veramente la bellezza possa tornare a far fiorire le nostre città e il nostro territorio. Ecco, l'esperienza di Agrigento, capitale della cultura, evidentemente lei la metterà a frutto anche in questo senso. Sì, allora sono già stato invitato a inaugurare Gibellina, capitale dell'arte contemporanea, e devo dire che sono delle occasioni che nel bene e nel male nel senso che delle disfunzioni, dei problemi credo ci possano essere in tutte le manifestazioni, perché diciamo siamo eh, malgrado ci sia tanto lavoro, probabilmente qualche cosa che non va ci può essere dovunque, ma siano delle occasioni che nel bene e nel male fanno crescere i nostri territori. Io credo che anche Agrigento Capitale della Cultura lasci una bella testimonianza e una bella prassi, perlomeno nella progettualità, nell'interpretare il nostro territorio come un luogo fertile in cui delle cose si possono fare, e se qualcosa probabilmente non è riuscito ad Agrigento, sicuramente abbiamo messo a frutto un'esperienza che può aiutarci a far crescere la nostra città e la nostra provincia.